Già la prima sera un ufficiale austriaco annota nel suo diario: l'offensiva è completamente fallita. La nostra artiglieria è miserabile, spara sulle nostre stesse truppe. Centinaia di uomini sono annegati. Continuano per 5 giorni. E questa è la battaglia del Piave, dall'altra ci sono i nostri, i quali non lo sanno come andrà a finire. E l'idea di una nuova Caporetto che sta arrivando ce l'hanno in testa tutti, però i nostri tengono, con fatica, con perdite enormi anche i nostri, però non crolla il fronte. E gli austriaci nella testa di ponte sono sotto il bombardamento e alla fine crollano loro. Dopo 5 giorni, il 20, il comando austriaco decide: l'offensiva è fallita. Basta, troppe perdite, troppi morti, abbandoniamo la testa di ponte. Le truppe in realtà hanno già cominciato a abbandonarla loro, scappando al di là del Piave in tutti i modi, anche a nuoto, che col